Un di frus, bentornati al nostro appuntamento dalle storie dalla Valise. Io sconto una nuova storia e dunque, vi ergete ben gli orecchi e buon ascolto. Il mio colore. Una sera, un gruppo di 4 corvas si sono appoggiati sulle ramici di un arbolo per poter polsare la notte. Il di dopo, tutti e 4 svolavano verso il bosco e tu un momento, per zora una ramice, si appoggiata la suite, cui voi sbaras, che sa me ave che io spettas. Dal frattempo, che ci arrivano di sistemarsi per la notte, si dicevano i loro desideri. Il più grande insieme all'era di poter cambiare il colore dalle loro plumi. Un di loro, che si chiamava Neron, diceva di sapere qui che poteva soddisfare questi desideri. E all'era la suite. I corvas hanno attaccato a calmarsi e si sono messi a dormire tutta la notte. Il primo corvato ha detto alla suite: io vorrei svoi di diventare tutto blu. E la suite lo ha mandato a svolare per zore al mare tutto blu. Ecco là che il corvato è diventato tutto blu. Il secondo corvato ha detto: io invece volerei diventare tutto giallo. E così la suite lo ha fatto svolare per zore un chiamo di panolis. E così anche il secondo corvato è diventato tutto giallo come che voleva lui. Il terzo corvato ha detto: e io vorrei svoi di diventare tutto rosso. Così la suite lo ha spedito per zora un gran tramonto tutto rosso. E così il corvato è diventato tutto rosso come che voleva anche lui. Alla fine è arrivato il momento di Neron. E tu hai detto alla suite: di che colore vuoi tu diventare? E Neron ha detto: io vorrei svoi di svolare per zora il mare tutto blu, per zora un chiamo di panolis e svolare anche per zora un tramonto tutto rosso. Ma vorrei restare sempre col colore che hai intorno. Ecco frus, si arriva all'ultima storia. Un saluto e si vede la prossima volta. Mandi mandi!